Rifiuta di fornire le proprie generalità, 27enne nigeriano arrestato a Pordenone, accaduto sabato mattina attorno alle 10:30 nel corso del mercato cittadino. La polizia infatti ha proceduto al controllo di un cittadino straniero che, nonostante i ripetuti inviti, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. L'uomo aveva poi cercato di fuggire tra le bancarelle, venendo poi bloccato dagli agenti. A suo carico aveva un provvedimento di espulsione, immediato l'arresto in flagranza di reato per esistenza pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. Questa mattina l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà il 27enne con il nulla osta al provvedimento di espulsione. È stato infine accompagnato al centro di permanenza per rimpatrio di Brindisi. E sempre la Polizia di Stato di Pordenone ha arrestato 2 persone in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. A Pordenone la Polizia di Stato ha stretto le manette ai polsi ad un cittadino ivoriano di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è avvenuto sabato mattina quando gli agenti hanno notato uno strano via vai nei pressi di uno stabile ubicato in via Vespucci. All'interno di un appartamento è stato trovato il 32enne su cui gravava anche un provvedimento di espulsione in possesso di 2 dosi appena confezionate. In cantina invece l'uomo nascondeva una borsa con all'interno altri 316 grammi della stessa sostanza, oltre ad un bilancino di precisione, celofane e taglierino. Il 32enne con precedenti aveva anche predisposto un sistema di videosorveglianza per controllare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Questa mattina, nel corso del processo per direttissima, l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria, comminata all'uomo una condanna di 2 anni di reclusione e 4.000 euro di multa disposta alla misura cautelare in carcere. Con noi abbiamo Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato, dottor Padrone. Abbiamo sentito tutti nei servizi le operazioni della Polizia di Stato, polizia impegnata su più fronti, adesso addirittura ripristinati i controlli agli ex valichi di frontiera con la Slovenia, ma il territorio è grande, i numeri ci sono per riuscire a garantire la sicurezza. Ben ritrovati, io intanto sono contento di questi risultati portati dalla Polizia di Stato, ovviamente, ai colleghi che dimostrano comunque la loro professionalità anche per i mezzi con cui operano e con quello con cui hanno a disposizione, ed è una cosa secondo me che si torna a tirare le somme perché alla fine quello che noi diciamo da tempo da queste emittente ritrova la sua positività, ovvero quando io dico che avendo in strada più uomini e quindi avendo la possibilità di fare più controlli, i risultati vengono da soli, direttore, quindi poco ci discosta da quello che è la realtà. Abbiamo fatto i controlli, vengono fatti i controlli, noi chiaramente a Pordenone siamo ancora totalmente sotto organico e ancora abbiamo bisogno di avere qui ogni tanto, lei lo dice con i numeri e con i grossi risultati che portiamo ogni settimana, quando abbiamo come ospiti il servizio di prevenzione crimine che da Padova giunge a Pordenone per fare, unitamente alle macchine a disposizione della questura di Pordenone, dei servizi mirati al controllo del territorio. Significa che se avessimo più macchine, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma è ovvio che più numeri, più macchine, più controlli e 2 persone in più da controllare le avremo. Quindi anche per quanto riguarda i confini, come diceva lei nella sua domanda, si pensi solo al flusso di persone che entrano in Italia in questo momento, e quindi con l'apertura di Schengen, con questa Europa, con questi flussi, e parlo non solo delle persone che non sono autorizzate a entrare e ci entrino, il riferimento dalle persone che vengono cacciate da altri stati per arrivare in Italia, e abbiamo parlato e riparlato di questa situazione dei profughi che arrivano da chissà dove, da paesi cacciati chiaramente da altri che non li vogliono, da chissà da dove, però voglio dire,
il fatto anche di avere questo flusso durante il periodo estivo di gente che transita nel nostro territorio può portare e può nascondere qualsiasi cosa. Quindi ben venga questi controlli, io ne avevo parlato, sono anche controlli che vengono fatti in collaborazione con altre polizie, e quindi che danno chiaramente un risultato anche in loco di ottimi risultati. Quindi la positività di questi controlli da parte mia, chiaramente la parte del sindacalista non è quella di dire va bene che ci siano i controlli, ma la parte sindacalista chiaramente dice con quanti uomini, con quante ore deve lavorare il collega e soprattutto con quali mezzi, soprattutto poi con quali strumenti legali deve affrontare il controllo di polizia. Abbiamo visto la scorsa settimana quando parlavamo dell'inserimento di questo nuovo strumento che sarà dato adesso ad 11 città in prova, questa pistola elettrica, il taser, benissimo, quanti risultati in meno, sicuramente quanti colleghi in meno si troveranno davanti al giudice a rispondere di un eccesso di legittima difesa, cioè l'assurdità che il poliziotto o il carabiniere o l'uomo delle forze dell'ordine debba andare a rispondere di un'eccessiva o di rischio o anche di morte della persona fermata. Quindi onde evitare questo contatto fisico credo che sia uno strumento, ed è uno strumento non offensivo ma difensivo, è uno strumento che non è letale e quindi credo che porterà comunque a un'efficacia soprattutto da parte del personale che lo utilizzerà. Questa è una cosa, poi ci sarà una nuova app. Dottor Padrone, cioè dobbiamo sempre arrivare all'ultimo posto affinché... Ma io nell'ultimo, no? lo ripeto, proprio lei ha fatto una domanda che c'entrava con l'ultima volta che ci siamo visti, c'entrava con l'ultimo passaggio del mio discorso. Noi siamo veramente, questo è uno strumento che da anni, ma da anni, è utilizzato già in 107 paesi. In 107 paesi, non in 10 paesi o nei paesi europei, addirittura in Kenya viene utilizzato e credetemi non è uno strumento, lì non viene chiesto se sei portatore di pacemaker, se non sei portatore di pacemaker, cioè lì quando c'è la violenza manifestata dalla persona che deve essere controllata con un si ferma, dal malvivente, perché poi vede succede come io uscendo dagli studi l'altro giorno da qui, sono uscito venerdì dagli studi, ho incontrato una persona e mi ha detto ma lei ha parlato di questa pistola che dà delle scariche elettriche, lei le ha mai provate? Scusi, a prescindere che ci sono stati fatti dei test, io ho portato dei video dove dei colleghi si sono sottoposti a far da cavia, perché sapevamo che comunque non è una cosa mortale. Ma io non faccio il delinquente, caro signore. Un signore che era seduto qui, suo ospite, mi ha fatto questa domanda e io gli ho risposto, io non faccio il delinquente, quindi se mi chiedono i documenti non assalgo il poliziotto, non gli do un pugno, non tento di accoltellarlo, cerco di evitare di commettere di quei reati in cui la polizia è costretta a intervenire immediatamente, quindi spero che nessun collega mi spari così a ragion veduta perché passo per la strada, perché non pensiamo che il poliziotto debba uscire in strada e fare il Tex Wheeler della situazione. Quella non è comunque al Far West, dai, esatto, non siamo al Far West. Forse qualcuno lo vuole in questo paese, però noi siamo professionisti della sicurezza, siamo le sentinelle della legalità, lo dico sempre, non mi stuferò di dirlo, e quindi quando siamo addestrati a farlo, purtroppo abbiamo assistito a delle scene in cui sembrava che la polizia fosse messa lì, buttata lì. Questo mi dà fastidio perché dobbiamo sempre stare attenti a non dover rispondere davanti a aula di tribunali. Ogni volta lo dico, spero che la gente lo capisca. Purtroppo ci sono delle situazioni in cui la polizia attualmente arriva e deve stare attenta a come comportarsi, cioè è una cosa veramente vergognosa, abbiamo assistito anche qui in città a scene di questo genere, ma siamo al ridicolo, questa è quella cosa che mi dispiace perché si mette in ridicolo la professionalità dei colleghi
E su questa cosa divento cattivo perché è vero. Ma è giusto, ogni tanto quel pizzico di cattiveria Chi vuole capire ci vuole, capisca. E d'altronde, guardi, comunque c'è tanta gente che ci ascolta e mi dice, lei dice la verità, ha ragione. Purtroppo questa è la situazione. Questo è un dato positivo, che ci sia tanta gente che ci ascolta. Beh, grazie anche per lei, insomma, per la televisione sua, io sono ospite. Non è mia, è dell'editore mia. Dal 2008 che sono qua, che siedo qua. Solo a dirigerla, nel limite del possibile. Io dal 2008 ci metto la faccia da questi teleschermi e spero di continuare ancora. Ci vediamo la settimana Grazie prossima, a voi. grazie come sempre a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale della FSP Polizia di Stato. Beh, la promessa lei l'aveva data, quanti collegamenti telefonici abbiamo fatto in questi giorni, le ha detto appena torno nella mia terra la prima cosa che faccio vi vengo e ti vengo a trovare. La parola l'ha mantenuta, lei è Vannia Gava, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Grazie per essere qui veramente, grazie anche per questo sforzo che ha fatto, perché insomma so che tra mille impegni riuscire anche a arrivare nello studio televisivo non è sicuramente facile. Grazie veramente onorevole per essere in nostra compagnia. Allora, la stretta di... Ma grazie a voi, è un piacere essere qua, anzi è un piacere tornare da voi, essere presente nel territorio per quanto posso. Insomma, le prime settimane sono state un po' pesanti per quanto riguarda l'organizzazione, adesso insomma spero di mantenere anche un'ordinarietà e di essere presente un po' più spesso qua in studio, ma ci vengo sempre molto volentieri. In studio sicuramente avrà incontrato prima Raffaele Padrone, vice segretario della FSP Polizia di Stato. So che tra le altre cose si è avvicinato a lei, vi siete parlati. Per le forze di polizia, per le forze dell'ordine sono previste delle novità, cioè diamo più, diciamo nel limite del possibile, senza creare un far west, ma diamo un po' più di polso, di possibilità, di prerogative a chi dovrebbe e di chi ovviamente si occupa della nostra tutela, della sicurezza. Certo, anche questa è una cosa che abbiamo detto per tanto tempo, c'è bisogno di più organico, di più forza dell'ordine, soprattutto di persone nuove, giovani, di persone che hanno voglia di correre e di fare. Soprattutto io credo che ci sia bisogno di persone del territorio, perché parlando anche prima con il dottor Padrone è assurdo che portiamo qui magari a Pordenone delle persone da Napoli piuttosto che da Agrigento, piuttosto che da un'altra regione, che chiaramente hanno famiglia giù e vogliono tornare dopo un mese, quindi rimangono in organico a Pordenone ma di fatto tornano a casa loro. Allora, o pensiamo a dei concorsi su base regionale o su base interregionale, in modo che le persone che vengono assunte siano persone che conoscono anche il territorio, oppure torniamo come era anni fa, che le persone che venivano assunte vincevano un concorso pubblico, si trasferivano con tutta la famiglia in quel posto e quindi non c'era di nuovo questo scambio di persone e quant'altro. Anche per il discorso di aumento appunto anche di uno stipendio dignitoso per queste persone che ci tutelano in campo della sicurezza, io credo che sia davvero importante, ma questa è una delle priorità di Salvini. Lo so, è chiaro che tutto e subito non si può fare, ma ci sono degli argomenti a noi cari che sicuramente porteremo avanti. Io spero di averla nei nostri studi già la settimana prossima, almeno cercare di, se no magari fisicamente, almeno il collegamento telefonico, anche perché sono veramente tante le persone che ci chiedono com'è la situazione a Roma, e chi meglio di Vannia Gava o di Luca Ciriani, insomma di chi settimanalmente appunto così non si è dimenticato di noi, perché è giusto anche insomma dare a Cesare ciò che è di Cesare. Magari insomma sono tante persone che negli ultimi anni hanno fatto carriera e si sono dimenticate della loro base, da dove sono partite. Invece questi sono gli esempi virtuosi dell'amministratore partito dal basso, ha fatto la gavetta, è arrivato così a Roma, tra altre cose è diventato sottosegretario di Stato e vedete, a Tele Pordenone. Accetta le interviste della RAI, di Mediaset, di Sky, ma di Tele Pordenone non si dimentica. Complimenti ovviamente a Vannia Gava, grazie ancora per essere stata in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie dell'invito. Si parla sempre più di belle cose.